Tanta gente che mi telefona, che mi messaggia, che mi scrive tanti messaggi bellissimi perché mi aprono veramente il cuore e anche la mente. Dalla tumultuosa seduta del Consiglio Comunale, nel quale gli è stata revocata la carica di assessore, sono trascorsi diversi giorni, ma il telefono di Gilberto Bonetto continua a squillare. Sono tante le attestazioni di stima che stanno arrivando da amici e sostenitori, rafforzando nell'ex assessore la convinzione di aver agito in modo corretto. C'è stata la volontà da parte della sezione di Cittadella, capitanata da Luca Pierobon, di lasciar fuori una persona che eventualmente in una possibile tornata futura elettorale magari poteva, che ne so, disturbare la sua campagna. Ecco. Bonetto rivendica il suo ruolo di voce critica, ma sempre costruttiva, all'interno della maggioranza. Sottolinea di non avere mai votato contro una delibera di giunta, così come motiva la decisione di non appoggiare la candidatura di Panna alle regionali perché il sindaco aveva già preso un impegno con i cittadellesi. L'ex assessore deve ancora metabolizzare gli avvenimenti degli ultimi giorni e decidere anche se proseguire un'avventura politica che in questi anni l'ha visto impegnato anche in provincia. Per fare il sindaco ci vuole una squadra che creda in un unico obiettivo, che è quello del bene comune della gente. E finora non ci hanno creduto. No, per 20 anni io dico che Cittadella ha lavorato veramente in questo senso. Io non sono... E adesso? Adesso mi sembra che qualcosa un po' si sia rotto.